Il trend di casi positivi si sta andando a stabilizzare e visto che i gesti sono importanti, in questo momento in mattinata il prefetto di Padova e il questore di Padova sono andati nella zona rossa a Vo' Euganeo senza mascherina per parlare con i commercianti che chiedono semplicemente di tornare alla normalità, quello che un po' tutto il Veneto vorrebbe al più presto, ma soprattutto lo vogliono quei pazienti che sono ricoverati con dei sintomi lievi ma positivi al coronavirus. Noi abbiamo raggiunto una paziente che per l'appunto sta vivendo questa nuova quotidianità, questa nuova sua normalità. Vediamo le sue parole, sentiamo le sue parole nel servizio di Matteo Mokorovicic e poi nello studio. Io sono entrata con la tosse e non avevo nessun altro sintomo e mi hanno curato, mi stanno curando perché ho una bronchite. Io sto facendo un semplice aerosol che si può fare anche a casa, chiaramente, però credo che finché non mi sentono che sto bene mi tengano qui. La signora Anna, il nome è di fantasia per tutelarne la riservatezza, è una dei pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. La diagnosi è coronavirus. Ha un'attività economica a Vo', il primo focolaio in Veneto, ed è stata subito contattata per il tampone. Da una settimana è in ospedale. Ti spaventa, ma allo stesso tempo siamo anche in buone mani. Qui ti controllano dalla A alla Z, ti fanno esami tutti i giorni, esami del sangue, urine, qualsiasi cosa che manifesti e lo dici, loro ti controllano. Io sono in camera con mio papà, perché anche lui è risultato positivo, e mia madre e mia sorella non lo sono, per esempio, quindi non è vero che siamo appestati, che la passiamo, perché mia mamma e mia sorella sono risultate negative. Il mio compagno con cui vivo è negativo, quindi è toccata a me e mio papà.